Come vedete questa riapertura e soprattutto i cambiamenti che adesso sarete costretti a mettere in essere? Allora, secondo me le novità più importanti sono negli atteggiamenti nostri nei confronti dei nostri clienti, negli atteggiamenti dei nostri clienti. In questo momento la correttezza secondo me è il fattore principale. A livello tecnico, sui tavoli ci sono tante cose, sono tutti disciplinari della regione, dell'INAIL, li abbiamo seguiti tutti. Il messaggio è che locali, quelli come il mio che hanno spazio, devono sicuramente approfittare di questo momento. La riapertura è un'incognita in quanto sarà come aprire per la prima volta. Nel lockdown ci hanno disdetto tutte le prenotazioni, quindi l'organizzazione che era stata creata per il 2020 praticamente si è annullata. Allora, i buffet non si possono più fare ovviamente per quanto riguarda i tavoli, e la nostra fortuna potrebbe essere quella quando abbiamo grandi spazi. Abbiamo mantenuto addirittura i 2 metri iniziali da tavolo a tavolo e ovviamente 1 metro da seduta a seduta, insomma. Ecco. I cambiamenti sostanziali sono praticamente abbiamo ovviamente dato più spazio ai tavoli, quindi abbiamo tolto dei tavoli all'interno e dando così un servizio all'esterno, avendo un grande plateatico fuori, riusciamo a sfruttarlo il più possibile, mettendo delle paratie in modo tale di plexiglass in modo tale da isolare anche nel servizio delle colazioni alla mattina. Ci devono arrivare anche le paratie qui per il discorso del bancone, avendo comunque sempre il metro di distanza, perché abbiamo sempre il metro di distanza. Tutto sommato, come dicevo prima, anche nella festa della mamma, che è stata una domenica abbastanza intensa, abbastanza comunque piena di gente, devo ringraziare la mia clientela perché comunque sono stati veramente molto educati e hanno rispettato tutte le norme che c'erano imposte in questo periodo. In generale diciamo che per quanto riguarda l'estetica le misure di sanificazione non sono tanto diverse, perché noi già come categoria siamo abituate a sterilizzare, disinfettare e creare l'ambiente consono per ogni cliente, anche perché abbiamo contatto con le persone. La differenza quale può essere? Può essere il distanziatore dalla cassa, può essere il plexiglass, il sanificatore, degli accorgimenti maggiori. In più una cosa è molto, diciamo che ci fa cambiare il metodo di lavoro, l'accoglienza con il cliente, l'agenda, quindi anche la programmazione degli appuntamenti. Il nostro settore direi che ha uno stato di salute molto male, nel senso che purtroppo è stato uno dei settori fin da subito più colpito, ma soprattutto noi oggi abbiamo riaperto e siamo felici di averlo fatto e lo troviamo corretto, ma purtroppo riapriamo senza avere nessuna linea guida, senza avere qualsiasi notizia di poter capire quando potremo viaggiare, come poterlo fare e soprattutto come poter garantire delle sicurezze ai nostri clienti, e in merito a questo chiediamo anche infatti che ci vengano di venire ascoltati un po' di più come settore, perché il turismo veramente è stato uno di quelli in assoluto più colpiti. La ripartenza noi ce la immaginiamo una buona ripartenza, anche perché il periodo è stato difficile per tutti e consideriamo il fatto che la gente ha bisogno di libertà. Noi siamo un'ottima valvola di sfogo, quindi con i dovuti presidi, con i DPI, con tutte le accortezze che abbiamo adottato, penso che ci sarà una buona ripartenza. I cambiamenti sono sicuramente soprattutto il dover gestire la clientela, gli appuntamenti. Adesso si chiede alla clientela di poter osservare sicuramente degli orari. Nel nostro negozio si è sempre cercato di mantenere un livello molto alto per quanto riguarda la pulizia, pertanto continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora nel pulire le spatole, abbiamo introdotto tante cose, abbiamo introdotto kimoni che verranno sterilizzati, abbiamo introdotto vari disinfettanti. Quindi come vedete questa ripresa? Mi aspetto tante cose, mi aspetto che sia cambiato un mondo, che ne iniziamo probabilmente un altro. Non so dirvi se è meglio o peggio, l'entusiasmo farà sicuramente la differenza, ottimismo e stiamo sereni. Siamo sempre ottimisti, cominciamo con entusiasmo e poi nel proseguio di volta in volta valuteremo il da farsi. Noi siamo molto ottimisti, devo dire, anzi ci ha fatto molto piacere perché in questo periodo che abbiamo aperto da poco i clienti erano contentissimi di rivederci e noi eravamo contenti a sua volta di vedere loro, perciò credo che comunque in un po' di tempo si possa sistemare le cose e possiamo ripartire alla grande come ci proprio speriamo.
Io mi auguro che tutto si riprenda con il cuore aperto, che la gente che comunque ha potuto lavorare in questo periodo abbia il pensiero e il cuore di capire che ora tocca anche a noi diventare protagonisti sul territorio. Positiva, siamo pronte ad accogliere tutte le nostre clienti, a coccolarle e speriamo che tutto torni come prima.